Buongiorno da Chioggia, facciamo vedere delle immagini gentilmente concesse da Matteo Tonix Tonello, l'amministratore di tutta la Romea minuto per minuto, dei lavori fatti sul ponte del Brenta venerdì 14 maggio 2021. Come scritto da Matteo Tonello, il blocco stradale al chilometro 85 è stato attuato per consentire la posa di 2 travi in acciaio del peso di circa 18 tonnellate cada uno. I trasporti con a bordo i travi hanno sostato nella corsia aperta e tramite 2 autogru sono stati posizionati nella zona del tratto mancante del ponte. Gli ingegneri hanno affermato che a luglio il ponte sarà aperto in entrambi i sensi di marcia.